Oramai alle previsioni non ci do più retta, perché doveva piovere tutto il giorno sia ieri che oggi. Eravamo quasi lì intenzionati a dire no, non partiamo, non andiamo a goderci questa spettacolare giornata in Valsesia. Benvenuti sul canale e benvenuti ad un nuovo video. Sono le 7 del mattino, andiamo di caffè e poi via. Colazione, abbiamo fatto colazione e adesso andiamo in destinazione di un rifugio che non mi ricordo più, un Massero forse. Andiamo a vedere un attimino il paesino di Caccofaro e adesso andiamo in su di lì verso questo rifugio. Comunque per il momento ci sta andando bene, la giornata è partita bene. Squadra? Devo chiedere per la pesca. Per la pesca. Adesso vogliamo iniziare anche a pescare. Sì, che prendiamo le trote e iniziamo a grigliare. Comunque area di sosta spettacolare. Ci sono anche le griglie, hanno già messo anche tutta la legna. Bellissimo lavoro, consigliatissimo. Rispettare la natura sempre fondamentale. Sempre. Mi raccomando, Che faccia cattiva che c'hai? Fai la faccia cattiva. Lo manca. Le indicazioni le abbiamo trovate in Fugio Alpe Massero. Andiamo di qua, 2 orette e mezza. Visto un po' che non camminiamo, non esageriamo. Sono circa 600-700 di dislivello. Piano piano andiamo in su, tanto è ancora mattino presto. Di là. Dai, giochiamo una prova di equilibrio nel bosco. Vai Jackie. Sali su, sali Jackie. Comunque sta stupendo la zona, perché rimane sostanzialmente un po' all'ombra di Alagna, che comunque come meta turistica per sci invernale e natura è strafamosissima, sotto il Monte Rosa, la seconda vetta più importante di tutta la catena alpina europea. Cosa vuoi pretendere? Però ve lo assicuro che qua c'è tanta di quella natura che ci ha veramente sorpreso, veramente bello, roccia, neve, tutto quello che serve alla natura per restare viva, giusto? Per respirare nella natura. Mi hai rubato le parole di bocca. Ciotola e vai. E finalmente si intravede la nostra destinazione, eccola lì. Siamo arrivati al rifugio. Spettacolo, la cornice alpina è fantastica. È veramente spettacolare. Vero signora Larissa? Sì, molto bello. Guarda che spettacolo. Altissima, purissima, bellissima. Devi mangiare ancora. Però, per esempio, quando ci ospiti qualcuno non dà subito da mangiare, perché lui inizia a essere pronto. Questi raggi sono fighissimi. Sì. Clari, che dici? Il rifugio ti è piaciuto? Sì, molto bello. Peccato che è chiuso ancora. Ci vediamo a giugno, scritto. Ci vediamo a giugno. Sì. Ma ci vedremo a giugno o niente? Ci vedremo allora. Adesso allora andiamo giù a mangiare. Trota. Andiamo a pescare una bella trota e andiamo a mangiare. Il rifugio, il percorso non è difficilissimo, anzi una bella mulattiera, traccia numero 113 per arrivare in questo spettacolare panorama, ancora le fantastiche Alpi super innevate. E adesso andiamo giù a cercare dei prodotti tipici per mangiare, perché c'è una fame di un certo livello. Squadra? E vai, si scende. Larissa alla caccia di prodotti tipici che vendono qui, ma non trova nessuno.
purtroppo la caccia ai prodotti tipici è andata male e ripiegheremo su quello che abbiamo nel frigorifero. Comunque che vi faccio vedere adesso sono queste case spettacolari, guardate che roba. Prima di mangiare ci laviamo i piedi che se no puzzano troppo adesso. Ah, bello al fresco. Birra e mezzo, sì. Oggi pranzo vegetariano al 100%. Veramente. Veramente E non vegetariano. ho pensato neanche. Ricordiamo sempre il pane, panificio Bardeglia. E non sbagliamo mai. Guardate Jack, intanto era bello cotto che dorme. Figliolo. Superissimi fratelli, se anche questo video vi è piaciuto, mi raccomando fatecelo sentire, metteteci sempre un bel like, iscrivetevi al canale. Da questo fantastico paese Carcoforo è tutto, dall'area di Sosta è tutto e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e ciao a tutti e statemi bene perché vi vogliamo sempre bene. Ciao a tutti! Ciao.